Con la Via Crucis cittadina in programma domani da Porta di Ponte alla Chiesa di San Domenico iniziano ad Agrigento le celebrazioni della Settimana Santa. Sabato pomeriggio nel Santuario dell'Addolorata in via Garibaldi ci sarà la conclusione dei 7 sabati. Domenica delle Palme l'appuntamento è per le 10:30 in piazza Bibirria. Atteso il pontificale dell'Arcivescovo Francesco Montenegro. Giovedì Santo alle 19 in cattedrale ci sarà la celebrazione in Cena Domini. Alle 21, secondo tradizione, l'Arcivescovo si recherà al Santuario dell'Addolorata. Ma sarà la giornata del Venerdì Santo, quella particolarmente seguita dai fedeli agrigentini, con la processione del Cristo e dell'Addolorata che tra 2 ali di folla attraverserà le vie del centro storico. Alle 14 il rito della crocifissione in cattedrale, alle 19 l'emozionante momento della deposizione di Gesù dalla croce, quindi l'avvio della processione con il Cristo morto e il simulacro dell'Addolorata. Poco prima della mezzanotte, dalla scalinata di San Domenico, il messaggio dell'Arcivescovo Montenegro, un appuntamento questo atteso e seguito dagli agrigentini, i quali anche quest'anno da Don Franco si attendono esortazioni per una vita migliore, ma anche qualche bacchettata sui problemi che interessano la città. Quest'anno le persone impossibilitate a partecipare alle celebrazioni in cattedrale potranno seguirle sintonizzandosi sul canale 92 di TVA. Grazie agli editori della nostra emittente, Televideo Agrigento manderà in diretta dalla cattedrale la messa crismale del giovedì alle 9:30, la messa in Cena Domini alle 19:30, le funzioni del Venerdì Santo delle 14 e delle 19:30, per finire con il messaggio dell'Arcivescovo alle 23:45. Con le nostre dirette, per le quali stiamo già lavorando con uno sforzo non indifferente, riteniamo di offrire un servizio gradito soprattutto agli anziani.